Ben trovati a tutti i nostri amici dalla terza pagina, il vostro Elzeviro della cultura in formato audiovisivo al passo con i tempi. L'Elzeviro, come ben noto, è il carattere tipografico da sempre utilizzato da tutta l'informazione della carta stampata italiana, che ha voluto dare alla cultura per importanza, appunto, la terza pagina. Per questo, a seguire, la vostra terza pagina vi porterà ad ascoltare serenamente 3 capolavori. Di Ludwig van Beethoven inizieremo con l'Ouverture Egmont Opera 84, alla quale seguirà il triplo concerto Opera 56 per pianoforte, violino e violoncello, solisti rispettivamente i grandi concertisti Anna Barutti, Paolo Tagliamento e Giuseppe Barutti. E per concludere, sempre di Beethoven, la romanza Opera 40 e la romanza Opera 50 con il giovane talento Paolo Tagliamento, solista al violino. A dirigere l'orchestra filarmonica e i solisti di Radio Veneto 1 il maestro Giorgio Sini. Eravamo al Teatro Accademia di Conegliano, un grande teatro che contiene più di 700 persone. Era pieno. Buon ascolto.
E già non ho voce io, quindi suono il largo, movimento largo dalla terza sonata per violino solo di Johann Sebastian Bach.
È sempre un gran concerto il triplo da ascoltare, e anche l'Egmont e anche le romanze di Beethoven. E sono grandi artisti i nostri musicisti. Vi ricordo che nel 1770 Giuseppe Tartini fondò a Padova la Scuola Internazionale e i musicisti che avete visto sono la 15ª, 16ª generazione di quella scuola. Ciao a tutti, alla prossima.